Mercoledì alle 15:30 nel Duomo di Castelfranco Veneto i funerali di Monica Reginato, l'alpinista di 55 anni morta a Cortina. Il fratello racconta la grande ondata di commozione e affetto seguita all'incidente. Autovelox, il sottosegretario all'interno Molteni interviene sulla sentenza della Cassazione. Nel nuovo codice della strada cercheremo un equilibrio tra legalità ed esigenze degli enti locali. Dramma in mattinata a Porta Santa Margherita, il 77enne Luciano Deste, originario di Mogliano, morto scivolando dagli scogli, a ritrovarlo in acqua privo di vita un passante. Non ce l'ha fatta Stefano Del Piero, il 49enne agente della questura di Treviso colpito da un infarto mercoledì sera a fine turno, ha donato gli organi. Odontotecnico picchiato per un debito mai saldato, in mattinata un 52enne di Treviso e un 53enne veneziano sono stati condannati per estorsione. Paura col San Martino per l'incendio divampato nella taverna dell'abitazione di una coppia di anziani, poi accompagnati in ospedale il marito disabile portato in salvo dai vigili del fuoco. Bocciata dalla Corte Costituzionale la norma regionale che vincola l'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica alla residenza in Veneto da almeno 5 anni. Zaia difende il regolamento, opposizione all'attacco. Temperature impicchiate in tutto il Veneto, nella Marca, la neve in bianca in Montegrappa, in azione di Spargisale, nelle scuole si riaccendono i termosifoni, i timori degli agricoltori per le gelate tardive. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni lunedì sera, il sondaggio di Ring, la trasmissione che torna puntuale alle 21 con il vice direttore Ferdinando Avarino. Il tema è di estrema attualità, è partito da Treviso ma adesso è un caso nazionale. Il tema, il caso degli autovelox non omologati, spegnerli tutti se sì. Il numero è quello in verde 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. Sullo sfondo la pronuncia della Corte di Cassazione, sezione civile, che per la prima volta ha preso posizione su un tema tanto delicato e che riguarda da vicino la vita di tanti automobilisti, ma soprattutto di tanti comuni e delle loro casse. Insomma, ne sentirete delle belle questa sera a Ring a partire dalle 21 con Ferdinando Avarino. E c'è la cronaca però in apertura di questa edizione con la tragica morte di Monica Reginato, l'alpinista 55enne di Castelfranco Veneto, morta a Cortina nei giorni scorsi. Mercoledì i funerali in Duomo alle 15:30 e parla il fratello. La montagna, la natura, lei era proprio uno spirito libero. Mi ha anche sollevato molto sapere quanto bene le volessero, quanto bene, quante persone l'abbiano ricordata. Sono stati travolti da un'ondata di amore ed affetto che mai avrebbero immaginato. È Giovanni, il fratello di Monica Reginato, la donna precipitata accidentalmente sabato pomeriggio mentre discendeva il canalone Comici, a parlare con il cuore gonfio di gratitudine. Racconta di Monica come una giovane Heidi della loro infanzia, in cui, seppur abitando in città, c'erano sempre verde e caprette. Il suo cartone animato era Heidi, lei si immaginava di essere Heidi, avevamo un bel giardino, saliva sugli alberi e aveva proprio questa passione per la natura. Non li univa la passione per la montagna, ma un amore fraterno e la dedizione per il lavoro nel negozio di mamma e papà. Da quando avevamo 12 anni i sabati li passavamo in negozio e con la famiglia, con i genitori naturalmente, si lavoricchiava tra virgolette, nel senso che si dava una mano. E poi appena diplomata, prima lei e poi io abbiamo cominciato subito. Tanti anche i clienti che in questi giorni si stanno facendo vivi con la famiglia. Monica c'era. Sempre solare, sempre sorridente, sempre a disposizione degli altri. Ha accettato Giovanni la dura legge della montagna, più dura sarà per la mamma di Monica. Monica, che amava profondamente i nipoti, li aveva anche portati in montagna con sé. Mercoledì alle 15:30 saranno tantissimi a volerla salutare nel Duomo di Castelfranco Veneto. Un funerale che è stato anticipato, come racconta proprio Giovanni, anche per lei. Per Monica stessa, che è giusto che riparta per il suo viaggio.
Sempre per la cronaca è stato conferito questa mattina dalla Procura di Treviso al medico legale Alberto Furlanetto l'incarico di eseguire l'autopsia sul corpicino del piccolo Matteo Vidali, il bambino di 20 mesi morto dopo essere stato travolto domenica scorsa dall'auto del papà Olaf nel cortile di casa Dosson. L'esame autoptico verrà eseguito domani e servirà per ricostruire con esattezza la tragica dinamica dell'investimento costato la vita al bimbo, immediatamente soccorso dai genitori stessi. Il papà è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. L'intera comunità è rimasta profondamente impressionata dal dramma che ha colpito la famiglia Vidali. Il nonno Gabriele, fondatore della cooperativa alternativa di Vascon, dove lavora lo stesso Olaf. La coppia ha anche una bambina di 6 anni. E continua a far discutere, e non poco, ne abbiamo parlato poco fa, la sentenza della Cassazione sugli autovelox non omologati ma soltanto autorizzati, un dettaglio che ha creato un vero e proprio tsunami. Oggi ne ha parlato anche il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, ospite di un evento a Mogliano. C'è un codice della strada che è in via di definizione, quindi bisogna garantire sicurezza che diventa fondamentale, secondo un principio di legalità e secondo un principio di giusto equilibrio con le esigenze degli enti locali. Parte da questo presupposto il sottosegretario all'interno Nicola Molteni nel commentare una vicenda che sta creando non pochi interrogativi per tutte quelle multe prese lungo arterie come la tangenziale di Treviso, su cui operano dispositivi di rilevamento autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture ma non omologati. Il caso specifico riporta l'accoglimento da parte della Suprema Corte dell'impugnazione presentata dall'avvocato civilista Andrea Nalesso, multato nel 2020 e ora protagonista con la nota sentenza di un vero e proprio spartiacque. L'autorizzazione infatti da sola non basta, ci vuole anche l'omologazione come prevede il codice della strada. Il governo agirà e lavorerà esattamente in questa direzione, in collaborazione, secondo me assolutamente fondamentale, con le autonomie locali, con gli enti locali. Già, proprio gli enti locali ora preoccupati, con i sindaci in testa, per il futuro delle finanze pubbliche. Questo è un governo che ha grande attenzione nei confronti degli amministratori locali. Faccio parte di una forza politica, la Lega, che esprime sindaci e amministratori locali, ritiene il valore dell'autonomia territoriale un valore fondamentale di crescita, di sviluppo e di modernità. Io credo che qualunque soluzione deve essere adottata deve essere fatta in collaborazione e in sinergia strutturale e sistemica con gli enti locali. Quindi ci sarà massima collaborazione e nulla verrà fatto sulla testa degli amministratori locali. Altro aspetto prioritario da non trascurare è quello della sicurezza stradale e quindi sul ruolo preciso degli autovelox. Gli autovelox, soprattutto dopo la sentenza della Corte di Cassazione, non possono essere uno strumento per fare cassa, sono uno strumento fondamentale per garantire sicurezza, per garantire la sicurezza dei cittadini, per garantire la sicurezza stradale, per garantire la sicurezza degli utenti. Quindi autovelox non omologati, spegnerli tutti, questo è il sondaggio che vedete, questi i soliti numeri in sovrimpressione, ne parlerà questa sera a Varino a partire dalle 21. E ritorniamo alla cronaca, c'è una tragedia di cui dobbiamo darvi conto, una tragedia che si è registrata questa mattina a Porto Santa Margherita in comune di Caorle, a perdere la vita un uomo di 77 anni, Luciano D'Este, residente a Mogliano Veneto. L'allarme è stato lanciato da un passante che si è accorto del corpo in acqua facendo scattare i soccorsi. Sul posto è intervenuto il SUEM 118 con un'ambulanza da Portogruaro. L'uomo si trovava nella frazione per una passeggiata mattutina, ma qualcosa purtroppo è andata storta. Sembrerebbe trattarsi, secondo una prima ricostruzione, di un incidente. Nonostante tutti i tentativi eseguiti dai sanitari, per lui non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate, in particolar modo alla testa. I rilievi di legge per stabilire l'esatta dinamica del fatto sono stati eseguiti dai carabinieri. D'Este era originario di Mogliano, residente storico, era l'orologiaio storico del paese, aveva chiuso il negozio che si trovava proprio davanti alla chiesa nel 2013, poi la meritata pensione. Era conosciuto e stimato da tutti, le parole del sindaco di Mogliano Davide Bortolato, il 77enne aveva dei figli ed era sposato. E non ce l'ha fatta Stefano Del Piero, 49 anni, il poliziotto che la scorsa settimana ha accusato un malore a fine turno in questura proprio a Treviso.
Amava la strada, il suo lavoro, da 20 anni in questura, da sempre a bordo della volante. Una passione, quella di Stefano Del Piero, non si tirava mai indietro, sempre pronto e professionale. 49 anni, lavorava a Treviso, ma era residente a Pordenone, dove era molto conosciuto. Non era sposato, aveva dedicato la sua vita a questa professione. Da sempre poliziotto, amava la divisa. Il malore fatale, avvenuto la notte tra mercoledì e giovedì, aveva terminato il suo turno 19:24 ed era tornato in ufficio per la stesura degli atti. Ad un tratto si è accasciato a terra. A trovarlo il collega che era con lui in turno e che si era assentato per andare a fare rifornimento poco distante. Quando è tornato lo ha trovato privo di conoscenza. Immediatamente è stato dato l'allarme al suo M118 ed intanto sono iniziate le manovre di rianimazione. All'arrivo dei sanitari le condizioni di Stefano Del Piero erano gravissime. Stabilizzato sul posto, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Treviso, dove ha combattuto tra la vita e la morte per 5 giorni. Ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, le speranze che potesse farcela con il passare delle ore si erano ridotte al lumicino. Il suo cuore ha smesso di battere, lasciando nello sconforto i familiari e tutti i colleghi della questura di Treviso e Pordenone. I funerali del 49enne si terranno nella chiesa del Sacro Cuore a Pordenone, sua città natale. Picchiato per un debito non restituito, sono stati condannati in tribunale a Treviso per estorsione e tentata estorsione un 52enne di Treviso e un 53enne veneziano. Condannati a 3 anni e 4 mesi per il 59enne di Treviso e 6 anni e 3 mesi per il 53enne residente a Crignago in provincia di Venezia. È questa la sentenza pronunciata dal giudice per i 2 imputati accusati di estorsione e tentata estorsione. Uno dei capi di imputazione, invece, il furto, è stato dichiarato prescritto. Le vittime sono i titolari di uno studio odontotecnico di Roncade. I fatti risalgono al 2015. All'origine un prestito di 13.000 euro mai restituito ad uno dei 2 imputati. Il 21 ottobre i 2 estorsori avrebbero fatto salire uno dei 3 debitori in auto e lo avrebbero picchiato. Pugni e schiaffi per ottenere la somma prestata. Non solo, ma il giorno dopo si sarebbero presentati nello studio dentistico e avrebbero portato via diverso materiale dentale di implantologia del valore di 8.000 euro. Poi avrebbero costretto le vittime a firmare un foglio nel quale dichiaravano che il materiale era stato consegnato volontariamente. Secondo l'accusa si sarebbe trattato di un anticipo del debito. I rimanenti, i debitori, avrebbero dovuto pagarlo in contanti. Una situazione pericolosa sfuggita di mano, tanto che i titolari dello studio odontotecnico si sono rivolti alle forze dell'ordine per presentare la denuncia. Una delle vittime, che non si è costituita come parte civile nel processo, è nel frattempo deceduta in circostanze tragiche. Una volta depositate le motivazioni, i legali dei 2 imputati si riserveranno di ricorrere davanti alla Corte d'Appello. Fiamme in una taverna questa mattina col San Martino, frazione di Farra di Soligo. 2 anziani coniugi sono stati salvati dai vigili del fuoco. Il fuoco è divampato all'improvviso, forse a causa di un cortocircuito partito dalla taverna. Il rogo ha subito avvolto il piano interrato. Mentre le fiamme erano visibili dalle finestre, il fumo è iniziato a salire ai piani superiori. Sono stati 2 anziani coniugi che abitano nella casa in via Gravette a rendersi conto dell'incendio. Subito hanno dato l'allarme. Sono stati attimi concitati di paura. Il marito da tempo è allettato al piano superiore della struttura invaso dal fiume. Immediatamente sul posto si sono precipitate le squadre di Montebelluna e Conegliano con il supporto di 2 autobotti per un totale di 12 operatori e di carabinieri. L'uomo è stato portato fuori e preso in cura dai sanitari. La donna è uscita autonomamente. Entrambi hanno inalato del fumo e sono stati portati in ospedale per accertamenti. Poteva essere sicuramente qualcosa ben di peggio, però tutto sommato si è riusciti anche a circoscrivere l'area di intervento legata appunto all'incendio e quindi a mettere in sicurezza anche la casa stessa. L'incendio è stato domato verso l'ora di pranzo, la zona messa in sicurezza, i danni maggiori sono al piano interrato, i coniugi saranno dimessi probabilmente nelle prossime ore. È andata bene, ha spiegato il sindaco, perché la coppia sta meglio. Se fosse accaduto in orario notturno sarebbe potuta accadere una tragedia. Tanta la paura. Tanta paura perché ovviamente la casa quando va a fuoco sono anche i ricordi di una vita e quindi la preoccupazione soprattutto anche per la coppia di coniugi, per cui insomma tanta paura. Ora gli accertamenti dei vigili del fuoco per chiarire le cause del rogo. Operazione della Guardia di Finanza di Treviso, c'è un'azienda agricola nei guai.
Avevano deciso di comprare con i fondi del PNRR un generatore, un carrello, 3 trattori di ultima generazione e altri strumenti per la trasformazione dei prodotti agricoli. L'azienda agricola con sede nella provincia di Treviso, con un solido fatturato annuo di circa 4 milioni di euro e 25 dipendenti, non aveva però considerato di divenire oggetto di un controllo approfondito della Guardia di Finanza. Nell'ispezione le Fiamme Gialle hanno riscontrato un utilizzo improprio di crediti d'imposta per 120.000 euro ottenuti grazie ai fondi del PNRR, fondi utilizzati per compensare altri debiti fiscali e previdenziali con lo Stato. L'attenzione della Guardia di Finanza sulle modalità con cui vengono utilizzati i fondi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è molto alta e i controlli sono pressoché quotidiani. Il controllo, basato su specifici indicatori di rischio, ha rivelato che l'azienda non era in regola con il versamento degli oneri contributivi, nonostante avesse utilizzato i crediti d'imposta per saldare altre pendenze verso lo Stato. Gli amministratori sono stati denunciati per il reato di indebita compensazione e rischiano fino a 2 anni di reclusione. Tuttavia l'azienda ha prontamente provveduto a restituire al fisco l'intera somma indebitamente ottenuta, gesto che non estingue il reato, ma che potrebbe influenzare il procedimento penale in corso. In questo modo la loro posizione sarà certamente valutata favorevolmente dal giudice. L'operazione della Guardia di Finanza di Treviso ha evidenziato come l'utilizzo improprio dei crediti d'imposta non solo danneggi le casse dello Stato, ma distorca anche la concorrenza, penalizzando gli operatori economici che rispettano le regole. E c'è un nuovo caso legale e politico, perché è stata bocciata dalla Consulta, dalla Corte Costituzionale, la norma regionale che vincola l'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica alla residenza in Veneto da almeno 5 anni. Opposizioni all'attacco, Zaia difende il regolamento. Edilizia residenziale pubblica. Il principio della precedenza ai veneti si infrange sulla sentenza depositata in queste ore della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima la norma adottata dalla Regione secondo cui il requisito per chiedere un alloggio è la residenza nel territorio da almeno 5 anni, anche se spalmati non necessariamente in forma continuativa nell'arco degli ultimi 10 anni. Incostituzionale per la Consulta vincolare l'assegnazione alla residenza prolungata nella Regione, condizione in aperto contrasto con l'aiuto di cui necessita un soggetto in emergenza abitativa. Il presidente del Veneto Luca Zaia prende atto ma non condivide. In Veneto, ribadisce, abbiamo scelto di premiare chi, cittadino italiano o cittadino straniero, non fa differenza, nella nostra terra ha un progetto di vita, e non chi arriva oggi e pretende gli stessi diritti di chi risiede in Veneto da tempo. Io credo che dare un ordine di attribuzione a chi vive nel nostro territorio sia qualcosa di giusto e di sacrosanto. Sarebbe bene che anche il governo legiferasse in questa direzione, in modo da fare un po' di chiarezza e attribuire un diritto a chi è nel nostro territorio da più tempo e a chi vive nel nostro territorio e ha un progetto di vita legato a questa terra. Visione antimeritocratica di un bene prezioso come la casa, rincara Villanova, ma la sentenza della Consulta non meraviglia affatto le minoranze di Palazzo Ferrofini che si aspettavano uno stop. A nostro avviso il provvedimento, già quando è stato votato, aveva forti criticità e quindi il nostro voto contrario era legato a questo aspetto, ovvero anche a quello che poi è stato manifestato dalla Corte Costituzionale, una lesione dell'articolo 3 della Costituzione, quindi sotto il profilo sostanziale ci deve essere una garanzia di uguaglianza tra tutti i cittadini. Questa è una norma che abbiamo sempre sostenuto che è obsoleta, superata, una bandierina ideologica di un partito che continua a vivere di spot e non affronta i problemi della nostra regione, e che è una norma che va contro la crescita della nostra regione, che ci isola e ci decontestualizza su un settore, un segmento produttivo dove dobbiamo essere soggetto attrattore e non estraniarci dal resto del mondo che continua a crescere. Serve una modifica seria della legge sul tema, ma servono soprattutto finanziamenti costanti e adeguati alle richieste per andare a coprire anche chi oggi non rientra nelle graduatorie ATER, conclude Elena Ostanel, capogruppo del Veneto Che Vogliamo, che ha chiesto formalmente all'assessore Cristiano Corazzari di riferire in aula sulla volontà di riformare una legge considerata discriminatoria per le fasce più deboli della popolazione.
Altro fronte, quello della qualità dell'aria. C'è un nuovo report di Legambiente, maglia nera al Veneto, e nella top 10 delle città più inquinate resta Treviso. La situazione è grave anche se andiamo a guardare le centraline non delle città capoluogo, che spesso sembra non esistano, in realtà ci sono anche quelle ed hanno dati preoccupanti. Anche le centraline così definite rurali da ARPAV, cioè quelle che sono collocate in aree non densamente abitate. Essere sul podio questa volta non ha niente di meritevole, anzi il Veneto è maglia nera per gli sforamenti di PM10. Da gennaio a marzo 2024 sono già 8 le città italiane fuori leggi per le polveri sottili, avendo superato il limite previsto per il PM10 di 35 giorni in un anno, con una media superiore a 50 microgrammi per metro cubo. A rivelarlo sono i dati sulla qualità dell'aria diffusi da Legambiente in occasione della giornata della terra. La metà di queste 8 città sono venete. La prima è proprio Verona, con 44 giorni di sforamenti nei primi 91 giorni dell'anno, seguita da Vicenza con 41, Padova 39, all'ottava posizione Venezia con 36. Al limite c'è Treviso con 35 giorni di sforamento e Rovigo con 34, dunque si salva solo Belluno. Non possiamo affidarci ovviamente al meteo, alle condizioni di pioggia piuttosto che di neve per essere felici, tirare un sospiro di sollievo. Purtroppo la qualità dell'aria migliora troppo lentamente rispetto alla condizione orografica di questo territorio, che chiaramente mette in difficoltà i cittadini per l'aria che respirano, e serve quindi agire non solo sul meteo, perché non dipende da noi, ma agire su tutte quelle fonti di inquinamento che possiamo normare, ripeto, partendo dal traffico urbano, che ovviamente va ridotto, incentivando la mobilità ciclabile, le zone 30, le strade scolastiche, piuttosto che il trasporto locale, che deve essere supportato adeguatamente. A Venezia, Padova e Verona ci sono state anche giornate in cui lo sforamento ha raggiunto una quota doppia rispetto ai 50 microgrammi per metro cubo. Purtroppo è un miglioramento troppo lento, non possiamo cantare vittoria, insomma, se respiriamo molto meglio di 15-20 anni fa, ma ancora non abbastanza bene da garantirci una riduzione degli impatti sanitari, che ovviamente gravano sulla nostra salute, sull'aspettativa di vita, ma gravano anche sui costi che andiamo a sostenere come cittadini, perché i costi sanitari in capo alle regioni, ovviamente ai territori, sono costantemente in aumento per tutti i danni correlati all'esposizione agli inquinanti atmosferici. A Milano, intanto, il vertice dei sindaci della pianura padana ha firmato un patto per la qualità dell'aria che parte da un assunto essenziale: respirare un'aria pulita è un diritto fondamentale di tutte e di tutti. Nel documento i sindaci chiedono al governo di rendere disponibili con urgenza investimenti dedicati a ridurre l'impatto sull'ambiente dei trasporti di persone e merci e delle attività agricole e industriali. Per i sindaci che chiedono un intervento anche dell'Europa, servono investimenti anche per il sostegno al trasporto pubblico locale, per la transizione a mezzi elettrici e per incentivare la sostituzione delle caldaie per l'efficientamento energetico delle abitazioni. Sindaci che per l'appunto si sono ritrovati oggi per un maxi summit a Milano. Tra questi c'era anche il sindaco di Treviso, Mario Conte. Ci impegniamo a sostituire tutte le caldaie comunali a gasolio, a continuare a piantumare nuovi alberi, a promuovere misure volte a decongestionare i comuni dal traffico veicolare. Sindaci, primi cittadini con Mario Conte, che è anche presidente dell'ANCI regionale, che chiedono all'Unione Europea di fare la propria parte, perché l'area padana è uno dei casi più critici in tutto il continente. E a proposito di caldaie di riscaldamento, lo vedete tutti insomma in queste ore, il maltempo. C'è una nota della provincia di Treviso che ha disposto di provvedere alla proroga del riscaldamento per quanto concerne tutte le scuole secondarie di secondo grado in seguito alle condizioni climatiche di questi giorni, di queste ore. Si va avanti così fino a mercoledì 24 aprile. Maltempo quindi improvviso che si fa vedere, si fa sentire e che preoccupa soprattutto gli agricoltori. Il freddo improvviso ha colpito duramente le campagne venete, portando neve sul Monte Grappa e suscitando preoccupazione tra gli agricoltori. Dopo un inizio del 2024 record, con temperature superiori di 2,04 gradi rispetto alla media storica, l'inaspettato cambiamento meteorologico ha fatto scattare l'allarme gelate tardive. Siamo nell'areale che va
da Oderzo verso Conegliano, più precisamente in zona Codogné. Diverse sono le segnalazioni in queste ore, soprattutto in questa zona, di fenomeni di danno da gelo. Coldiretti ha segnalato il rischio di danni agli alberi da frutto, soprattutto ciliegie, albicocche, pesche e alle verdure in campo. Gli imprenditori agricoli sono stati costretti ad attivare tutti i sistemi di prevenzione, dalle coperture antigelo ai teloni protettivi per evitare danni alle coltivazioni. Nel settore vitivinicolo, le barbatelle di glera appena cresciute sono state bruciate dalla brina. Le gelate e la neve a bassa quota hanno colpito duramente le vigne a Vittorio Veneto, a Codogné e Solighetto. Come potete vedere in queste piante di glera abbiamo proprio il disseccamento dei giovani germogli, con anche proprio la scottatura dei giovani grappolini. Purtroppo in questi casi la produzione sarà compromessa. L'agricoltura, già duramente colpita da siccità e maltempo nel 2023, si trova nuovamente a fronteggiare le conseguenze di questi fenomeni, con danni economici che superano i 6 miliardi di euro. Siamo a fine aprile, sono pochissimi gradi, siamo a 4-5 gradi di temperatura, e questo è proprio l'effetto del cambiamento climatico. Gli agricoltori rimangono in allerta, consapevoli della fragilità del loro settore di fronte alle mutazioni climatiche sempre più evidenti. Pronti per andare a Preganziol, ma subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta, apriamo la pagina politica, andiamo a Preganziol, dove oggi si è presentato il candidato sindaco di parte del centrodestra, perché manca ancora l'appello Forza Italia. Voglio che Preganziol trovi la sua identità, che è un po' sparita, no? Ci vogliono eventi, per carità, l'amministrazione comunale ne fa tanti, ma soft, molto soft. Io voglio fare eventi che portino tanta gente. Grandi eventi sportivi e musicali per il rilancio di una città definita addormentata. Sceglie la location delle ex scuole elementari di San Bugè l'imprenditore Gianni Cestaro, già consigliere comunale e cavaliere della Repubblica, per presentarsi ufficialmente ai preganziolesi. Guardate un po', l'erba alta, la scuola chiusa, ma dal 2018, non dall'altro giorno. Un campo sportivo con l'erba alta, la palestra da rimetterci le mani completamente. Per me è un impegno prioritario. Ci sono poi i nodi della pubblica illuminazione, a suo dire carente, e la questione dell'ex 1000 lire, con il recupero dell'area a ridosso del centro, una questione anche di sicurezza. Il piglio è quello dell'imprenditore allergico alla burocrazia. Deve essere un rapporto diretto tra il libero cittadino e l'amministrazione, ma che sia un contratto accettato da entrambi, no? Espressione di Fratelli d'Italia, Cestaro ha ricevuto l'appoggio di Lega e Coraggio Italia. Mancano all'appello gli azzurri, che avevano proposto Dino Vecchiato, che si è ritirato dalla corsa, ma la partita non sembra ancora chiusa. A breve, già in settimana, sono sicuro, ho parlato con l'amico Fabio Chessa, arriverà anche Forza Italia. Ecco, tutti uniti dobbiamo cercare di arrivare all'obiettivo. Caro Dino, sei un caro amico, ti stimo, ammiro la tua cultura, la tua serietà, la tua precisione. Vieni con me, che magari ho un acceleratore in più, e insieme faremo grandi cose, porteremo lustro a questa città che entrambi amiamo, perché entrambi qui siamo nati. A proposito della politica, c'è stata una visita questa mattina al carcere minorile di Treviso del senatore Andrea Martella con la deputata Rachele Scarpa del Partito Democratico, che parlano di una struttura in sovraffollamento. All'Istituto Penale per Minori di Treviso il problema rimane irrisolto, dice Martella con Scarpa. La mancanza di spazi adeguati limita lo svolgimento delle attività per i detenuti e rende difficile il lavoro della polizia penitenziaria. Ad oggi ci sono 20 ragazzi nella struttura, che invece ne può accogliere al massimo 12. Continueremo la nostra mobilitazione. Adesso a Mogliano Veneto, per i festeggiamenti di Fervicredo, l'associazione vicina alle vittime cadute nel proprio dovere. Tra le presenze quella del capo della polizia Vittorio Parisi. Dovremmo fare in modo che di vittime non ce ne siano più.
Punta dritto all'obiettivo Mirko Schio, presidente di Fervi Credo, associazione che questa mattina a Mogliano Veneto ha festeggiato i suoi 25 anni dalla nascita. Un sodalizio che punta a non lasciar sole le vittime del dovere, i feriti, i loro cari. In platea c'erano quasi 200 familiari giunti da ogni parte d'Italia in un evento che ha accolto complessivamente più di 500 persone. La prima testimonianza non può che arrivare da chi guida un gruppo di 1700 iscritti. Ero un agente, avevo 23 anni, della Polizia di Frontiera. Durante un controllo notturno di un'auto sono scesi degli appartenenti ad una organizzazione eversiva che hanno aperto il fuoco verso di noi. Il collega che era con me, Silvio Busato, ha avuto la perforazione del cuore, mentre io ho avuto l'asportazione della milizia di un rene e una lesione nel midollo spinale. Presenti in sala le più alte cariche istituzionali e delle forze dell'ordine, tra cui il capo della polizia Vittorio Pisani, che ha ricordato l'importanza della giustizia civile nel riconoscimento dei diritti, con la necessaria riflessione, ha detto, sul criterio di proporzionalità dei benefici nei confronti del danno subito dalla vittima, ma è sul futuro che si gioca la partita più importante. Non c'è futuro senza memoria. Noi forze di polizia, forze dell'ordine, carabinieri in particolare, che io oggi ho qui l'onore di rappresentare, dobbiamo guardare ai nostri caduti, alle nostre vittime, per poter garantire un futuro migliore ai nostri adepti, ai nostri carabinieri, ai nostri marescialli, ai nostri che operano tutti i giorni a favore della gente sulle strade d'Italia. Le problematiche di feriti e familiari sono legate molte volte anche ad aspetti burocratici e amministrativi, con la difficoltà finale a vedere riconosciuto il proprio status. Io credo che lo Stato debba davvero impegnarsi per fare in modo che ci sia una rete di aiuto nei confronti di queste persone e di tutti i familiari, perché possano poi avere un futuro che sia un futuro assolutamente pieno e ricco, senza dover rinunciare a parte della loro vita solo perché sono state sfortunatamente vittime della loro attività professionale. E di morti sul lavoro ha parlato ieri la nostra Mirella Tuzzato all'ippodromo di Treviso, con una vera e propria mobilitazione di sindacati e associazioni. C'è un silenzio, almeno io lo vedo anche nella mia trasmissione, talmente assordante che fa paura. All'ippodromo Sant'Artemio di Treviso per parlare di morti bianche a pochi giorni dalla giornata nazionale per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Un confronto fortemente voluto dall'associazione Villa Manfrin Margherita Inclusiva per rompere il silenzio attorno ai temi della sicurezza, portando alla luce esperienze, mettendo a confronto il lavoro delle istituzioni, quello dei sindacati e le famiglie delle vittime. C'è una statistica che spiega tutto, diciamo. La possibilità che una nostra azienda venga visitata da un controllo sulla sicurezza è una volta ogni 20 anni. Anche noi come amministratori ci troviamo più volte ad avere proprio nei nostri comuni alcuni cantieri e sotto i nostri occhi c'è proprio quella che noi definiamo non sicurezza sul lavoro, e allora ecco che anche lì come controllori c'è il nostro compito di segnalare. La precarietà del lavoro che condanna molti lavoratori ad accettare condizioni in cui le norme sulla sicurezza non sono rispettate. Il sistema degli appalti e dei subappalti liberalizzato dal governo e lo scaricabarile delle responsabilità. Un confronto importante proprio davanti a madri come Paola o Barbara che hanno perso i loro figli. Perché noi continuiamo ad andare avanti, continuiamo la nostra battaglia, continuiamo a svegliarci ogni mattina per quel poco che si dorme di notte e ricordare Mattia in ogni momento. Presenti la mamma, il papà e i nonni di Mattia Battistetti, 23enne, tragicamente morto nell'aprile di 3 anni fa. Un momento di condivisione tra famiglie di fronte alla tragedia che ha cambiato per sempre le loro vite. Io non ho risposte, ho una certezza. L'unico lutto che l'essere umano non può rielaborare nella vita è la perdita di un figlio. E perdere un figlio perché va a lavorare, io penso sia non solo un tema di rispetto sociale, ma di impoverimento sociale. Veniamo alla nostra programmazione. Papa Francesco domenica 28 aprile a Venezia, una giornata storica straordinaria e eccezionale che Antenna 3 vi racconterà in diretta con un'edizione straordinaria non stop a partire dalle 7 del mattino per seguire passo dopo passo le tappe del Pontefice, dal carcere della Giudecca, l'incontro con i giovani alla salute, fino alla Santa Messa in Piazza San Marco, ogni momento della visita del Santo Padre con i nostri inviati. Quindi l'appuntamento
l'appuntamento è domenica mattina a partire dalle 7 per un evento davvero straordinario. E noi adesso andiamo a Belluno. Nel bellunese, dove è stato circoscritto e sembra non fare più paura l'incendio che ieri ha distrutto alcuni ettari di bosco in quota ai confini del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi in Val Canzoi. Servizi forestali regionali, squadre della Protezione Civile Antincendio con l'elicottero della Regione sono stati impegnati per tutto il giorno. Il meteo avverso ha dato una mano, ma quella di domenica è stata una giornata campale per la Protezione Civile e i servizi forestali regionali impegnati per tutto il giorno a circoscrivere le fiamme divampate di prima mattina in località Monte Saladen in Val Canzoi a 1500 metri di quota. L'incendio ha interessato alcuni ettari di bosco ai confini del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Attorno alle 10 l'allarme lanciato da residenti che hanno segnalato alte colonne di fumo e fiamme visibili fino in Sinistra Piave. Mobilitata la struttura regionale della Protezione Civile, diretta dall'assessore Giampaolo Bottacin, che ha predisposto gli interventi nella zona, impossibile da raggiungere a piedi. La zona, finché le condizioni meteorologiche lo hanno consentito, è stata sorvolata dall'elicottero della Regione Veneto e attorno alle 19:15 l'emergenza è rientrata dopo che i lanci d'acqua prelevata dal lago della Stua e una burrasca di neve hanno consentito di circoscrivere le fiamme. Questa mattina sono stati eseguiti ulteriori sopralluoghi delle squadre di protezione civile dell'antincendio boschivo. La pioggia, prevista per domani, scongiurerà la riattivazione di eventuali residui di focolai. Sulle cause del rogo, al momento ignote, stanno lavorando i carabinieri forestali. Questo è il racconto della nostra Tiziana Bolognani con immagini di Stefano Bozzi e restiamo sulla cronaca perché hanno un volto e un nome i presunti autori dei ripetuti furti di materiale informatico depositato per lo smaltimento all'ecocentro di Cortina. I carabinieri, dopo una lunga serie di servizi di osservazione, hanno colto in flagranza di reato 2 cittadini di nazionalità straniera. 12 complessivamente i colpi attribuiti ai 2 fermati che lo scorso weekend sono stati denunciati per furto aggravato. Parallelamente i militari dell'Arma hanno svolto servizi di controllo del territorio sia su strada che nei locali pubblici. Tra le contravvenzioni rilevate spicca una multa nei confronti di un neopatentato fermato alla guida di un SUV eccedente la potenza massima consentita per legge. Per il giovane patentato la patente è sospesa per 2 mesi. A Ponte nelle Alpi altri 2 giovani con daspo urbano sono stati fermati all'interno di un bar. Per questa violazione i ragazzi rischiano una sanzione che va dai 10 ai 24.000 euro. Denunciati per furto anche 3 giovani e tra loro un minore per avere derubato del portafogli una donna all'interno di un supermercato. E veniamo a un tema molto sentito, c'è un annuncio importante, 1 anno e mezzo di tempo, forse anche meno, e il collegamento sciistico tra il Comelico e la Val Pusteria sarà realtà nell'ottica dello sviluppo turistico, culturale e socio-economico delle terre alte. A Palazzo Piloni sottoscritta la convenzione tra Fondo Comuni Confine e Comune di Comelico Superiore. Parliamo di un importo che sfiora i 50 milioni di euro. È un progetto di sviluppo territoriale, non è un progetto impiantistico, ma è un progetto di sviluppo territoriale sul quale oggi credo abbiamo messo una pietra importante, una fondamenta fondamentale per poter poi risollevare i nostri territori. 20 anni di attesa, gli ultimi 10 caratterizzati da uno stop all'apparenza senza via di fuga fino al via libera nel gennaio del 2023, quando la soprintendenza con il suo parere positivo diede il via libera al collegamento sciistico tra il Comelico e l'Alta Pusteria grazie a un progetto denominato Stacco che prevede una serie di azioni integrate per lo sviluppo turistico, culturale e socio-economico dell'intero comprensorio. Sul piatto quasi 50 milioni di euro, 30 coperti dal Fondo Comuni di Confine, 4 dalla Regione Veneto e circa 15 da una procedura di partenariato con i privati. Questo assegno da 30 milioni di euro non è un collegamento sciistico, è un progetto di valorizzazione del territorio, è un progetto di valorizzazione del territorio per l'aspetto ambientale, per l'aspetto paesaggistico, per l'aspetto delle zone umide, è anche un progetto di valorizzazione del territorio per tutta la parte storica. La firma della convenzione tra il Comune di Comelico Superiore e il Fondo dei Comuni di Confine questo pomeriggio a Palazzo Piloni. Ci siamo incontrati più volte in quel di Venezia con le mie strutture tecniche e ne è venuto fuori un progetto
che amplia l'orizzonte, e oggi siamo arrivati alla firma di questa convenzione che consentirà di proseguire nell'iter di questa progettualità che è di sviluppo turistico del nostro territorio. Possiamo dire che questo è un progetto fortemente voluto da tutto il territorio e che il territorio ha sempre visto come imprescindibile. Noi abbiamo il dovere di lavorare su quelle che sono le direttrici più consone al nostro territorio e di portare a casa quei risultati che adesso la gente attende come la manna dal cielo. La chiamata al lavoro di squadra è per tutti ad ogni livello. Tempo 6-8 mesi per il permesso a costruire tracciati che entro il 2028 consentiranno il collegamento di un anello da oltre 984 km di piste. Il progetto Stacco prevede, oltre agli impianti di risalita da Valgrande verso Campo di Padola e verso Colesei, Soprappasso Montecroce, opere di restauro e messa in sicurezza del vallo alpino, dello sbarramento Alto Padola, d'Impasso Montecroce, e poi un balcone panoramico e la valorizzazione delle aree umide di divulgazione del patrimonio UNESCO. Se la gestione del carosello sciistico andrà alla Dreizinnen di Franz Senfter, da sempre vicino al Comelico, pur nella indeterminatezza del futuro, lo diranno le gare. Lo decideranno le gare, noi la nostra parte l'abbiamo fatta, adesso ci sarà un bando e chi è interessato parteciperà. La vita amministrativa a Palazzo Rosso dà il via libera all'operazione Bellunum Holding, la super partecipata che riunirà Ecomont, Ponte Servizi e Valpe Ambiente per la gestione dei rifiuti in tutto il territorio provinciale. Modello gestionale corretto e condiviso da tutti i sindaci della provincia. Nasce Bellunum Holding, la super partecipata per la gestione dei rifiuti di tutto il territorio provinciale, che in futuro potrebbe portare alla fusione delle 4 società Bellunum, Ecomont, Ponte Servizi e Valpe. Capitale sociale pari a circa 1,9 milioni di euro per un valore complessivo della holding che sfiora i 14 milioni. Una operazione che vedrà il comune di Belluno protagonista con una quota di partecipazione pari al 43,3%. Le delibere sono passate a maggioranza nell'emiciclo di Palazzo Rosso, astenuta la minoranza che, pur considerando corretta l'operazione, ha chiesto lumi sul futuro dello smaltimento dei rifiuti, escluso dall'operazione oggi in capo a Dolomiti Ambiente. La holding deciderà cosa fare, ha risposto l'assessore Paolo Gamba, mirando l'orizzonte della società della provincia, che potrebbe ancora rappresentare un valore aggiunto se percorrerà la strada dell'innovazione. Il tema dell'incremento delle tariffe che impatteranno sui cittadini è stato dibattuto sia durante il dibattito che in risposta all'interrogazione presentata da Valore Comune. Questa amministrazione continua a mettere le mani nelle tasche dei cittadini bellunesi, sia delle famiglie che delle imprese, con un ulteriore aumento del 5% delle tariffe, come è stato annunciato dall'assessore Gamba, che va ad aggiungersi al 12% del 2023. Paolo Gamba, assessore vice sindaco, ha detto sì, l'aumento è a livello provinciale. Questo è dovuto non soltanto al fatto dell'inflazione, che purtroppo è cresciuta, ma anche al fatto dell'aumento dei costi che hanno subito le società. Questo è una cosa purtroppo che abbiamo dovuto prendere in considerazione. Una famiglia che ha 4 persone, 100 metri quadri, l'aumento mi pare che sentono a 5 euro qualcosa all'anno, perciò stiamo parlando di una cifra molto bassa. Va al dottor Ernesto Riva l'edizione 2024 del premio Santi Martiri Vittore Corona, assegnato dalla famiglia Feltrina. Si tratta di uno dei premi più prestigiosi del territorio. Alla figura del noto farmacista bellunese l'associazione ha individuato un compendio di qualità umane, personali e professionali che si sono tradotte in un lungo e proficuo impegno a favore del territorio, speso in diversi campi del vivere sociale. La cerimonia di consegna avrà luogo il 19 maggio nella sala degli stemmi del municipio di Feltre e sarà preceduta dall'assemblea annuale della famiglia Feltrina. Lo sport, il Belluno Volley prende posto al tavolo delle magnifiche 4 di Serie A, 3 sbanca palmi e vola in semifinale. Un traguardo strameritato per la squadra di Gianluca Colussi, capace di interpretare la serie con l'Omifer in maniera pressoché perfetta. Dopo aver risolto gara 1 in 4 parziali, i rinoceronti hanno dato scacco matto in 3 mosse alla squadra che nell'arco di un mese ha conquistato Coppa Italia e Supercoppa di A3, ma che i bellunesi hanno saputo fronteggiare al meglio. Un muro granitico, servizio incisivo e una continuità di rendimento invidiabile. Ora il prossimo ostacolo si chiama Smart System Fano, che i rinoceronti affronteranno domenica prossima nelle Marche, ritorno in casa alla Spes Arena il 1° maggio. È tutto, non ho aggiornamenti da darvi né da Belluno né da Treviso, vi lascio quindi al meteo, buona serata. Entra
Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Continua il via vai di flussi perturbati abbinato a correnti di aria fredda che manterranno il clima fresco rispetto alle medie stagionali, oltre che un tempo instabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 23 aprile evidenzia una spiccata variabilità. Il cielo sarà nuvoloso, avremo precipitazioni diffuse che poi tenderanno a divenire sparse in diradamento ed esaurimento dalla sera. Temperature stazionarie minime tra 3 e 7 gradi, massime tra 10 e 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino sarà possibile qualche schiarita, a seguire precipitazioni intermittenti e sparse. Soffierà bora moderata con raffiche anche sostenute sul Carso e a Trieste, quota neve intorno ai 600-800 metri. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche in questo caso sarà nuvoloso con piogge diffuse e con qualche sprazzo di sole in serata. Temperature minime sui 4 gradi, massime intorno ai 12. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.